I russi oggi alle urne per rieleggere lo zar Vladimir Putin. Le armi strategiche della Russia presentate durante la campagna elettorale. In Austria non si placa la polemica sulle confraternite studentesche neonaziste. 5 teatri dell'area balcanica e adriatica propongono una rilettura dei Giganti della montagna. In Slovenia spopola la passione adrenalinica per le gare di salto con gli sci. Vladimir Putin, ancora lui. Il presidente in carica cerca la riconferma, al potere dal 1999, vuole un quarto mandato come capo dello Stato, altri 6 anni alla guida del paese più grande del mondo, che però si sente sotto assedio. E così il capo del Cremlino gioca la carta patriottica. Ha organizzato il voto nel 4º anniversario dell'annessione della Crimea, un punto di non ritorno nella contrapposizione sempre più aspra con l'Occidente. Putin si vanta di aver risollevato la Russia dal caos degli anni 90, di averla resa più ricca grazie ai proventi di gas e petrolio e di averle restituito lo status di grande potenza militare. L'opposizione però mette il dito nelle piaghe delle disuguaglianze e della corruzione. Il principale avversario di Putin, il blogger e avvocato Alexei Navalny, non si è potuto candidare a causa di una contestata condanna per frode, ma le sue inchieste sugli affari sporchi e le proprietà nascoste di politici e oligarchi hanno lasciato il segno. Navalny ha chiesto ai suoi sostenitori, soprattutto giovani ben istruiti delle grandi città, di boicottare il voto. Punta sull'astensione per delegittimare una competizione che giudica senza veri concorrenti. Per sbugiardarlo, Putin si è posto un obiettivo molto ambizioso: elezione al primo turno con il 70% delle preferenze e una percentuale di votanti almeno al 70%. Se ci riuscisse sarebbe un plebiscito, ma la strada è in salita, stando agli ultimi sondaggi. Per mobilitare gli elettori, per svegliarli dall'apatia, si è provato di tutto. Si è puntato anche sul politicamente scorretto, come in questo spot, dove un uomo, la notte prima del voto, ha gli incubi di come potrebbe diventare la Russia se non esercitasse il suo diritto-dovere di elettore. Da un nuovo servizio di leva, fino all'adozione obbligatoria di omosessuali. In quest'altro video, invece, una donna si finge incinta per costringere un tassista a portarla a tutta velocità al seggio, da cui alla fine esce soddisfatta per essere riuscita a votare in extremis. I comunisti, accreditati come seconda forza nazionale, ci andranno di sicuro. Siamo convinti di avere una chance per andare al secondo turno, dice Sergei Udaltsov, reduce da 3 anni di prigione per i disordini di massa durante le proteste che seguirono le ultime presidenziali nel 2012. Il carcere non l'ha piegato e si dice pronto a tornare in piazza se le elezioni saranno truccate. Il leader dei comunisti stavolta non sarà Gennady Zyuganov, bensì il magnate Pavel Grudinin, il più grande coltivatore di fragole della Russia, che non è membro del partito e ha dovuto difendersi dalle accuse dei media di Stato di avere conti milionari all'estero. Alle sue spalle dovrebbe piazzarsi il veterano dei candidati, il 71enne Vladimir Zhirinovsky, leader del partito Liberal Democratico, in realtà una formazione populista di destra. Quasi sempre sopra le righe Zhirinovsky si è fatto notare in campagna elettorale anche per questo battibecco con Ksenia Sobchak, la giovane candidata contro tutti, come dice lei. Figlia di Anatoly, l'ex sindaco di San Pietroburgo che fu mentore politico di Putin, dopo un passato da showgirl, la 36enne Ksenia è poi finita a militare tra le fila dell'opposizione democratica. Ma molti sospettano che si sia prestata a un piano del Cremlino per spingere comunque a votare i giovani che non potranno scegliere Navalny. Io non mi faccio ingannare, avverte Svetlana. Contro tutti è uno slogan che non vuole dire niente. Al contrario, abbiamo bisogno di trovare soluzioni, anche a costo di difficili trattative. Come Zhirinovsky, e in politica dai primi anni 90, anche Grigorij Yavlinsky, 65 anni, cofondatore del partito liberale Yabloko, la mela, che però sembra destinato a rappresentare un'intelligenza filo-occidentale sempre più marginale. I 3 candidati rimanenti, su un totale di 8, sperano di arrivare almeno all'1%. Si tratta del nazionalista Sergei Baburin, capo dell'Unione Panrussa del Popolo, dell'imprenditore Boris Titov, del neonato Partito della Crescita, filo putiniano, e di Maxim Suraikin, dei Comunisti di Russia, formazione alternativa al grande partito erede del KUS. Volti e nomi diversi dal capo del Cremlino per convincere più gente possibile a scendere sì in strada, ma per andare al seggio.
Per Putin è Sarmat, per la NATO è Satan, Satana, il nuovo missile da crociera intercontinentale a propulsione nucleare. Un'arma presentata dal leader del Cremlino durante il discorso alla nazione, quest'anno tenuto in piena campagna elettorale. Sarmat, ha detto Putin, ha superato tutti i test, così come altri sistemi d'armi presentati nella stessa occasione. Il nuovo missile ha una gittata illimitata e una traiettoria di volo imprevedibile, un'arma che lo scudo spaziale americano non può intercettare. Ma per quale motivo Putin ha deciso di presentare al mondo la potenza di Sarmat? Per due motivi. Il primo perché vuole far capire alla dirigenza americana che il potenziale militare russo è molto avanzato ed è 10 anni più avanti di quello americano e non 10 anni più indietro. E il secondo è perché vuole riaprire i contatti e i colloqui con gli Stati Uniti d'America, sedersi a un tavolino di trattativa, riprendere tutto quello che è il discorso sul nucleare e sui missili balistici intercontinentali, però da un punto di vista di forza da parte della Russia e non di debolezza. Sarmat è la risposta russa allo scudo antimissile che gli statunitensi stanno schierando in Europa, una risposta anche alle decisioni di Bush del 2002 di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dal trattato sui missili balistici. In realtà non è solo una risposta allo scudo spaziale, che peraltro oggi è sicuramente meno avanzato del sistema missilistico russo. È la dimostrazione che la ricerca, il militare russo, la potenza russa sono più avanti di qualsiasi oggi altra potenza mondiale, americani compresi, ed è questo quello che vuole dimostrare Putin, perché la Russia, non dimentichiamolo, vive di due elementi, la vendita di armamenti e la vendita di energia. Quindi per i russi è fondamentale dimostrare di essere all'avanguardia in questo settore. Putin ha presentato anche altri sistemi d'arma, missili da crociera lanciati da bombardieri strategici, missili intercontinentali armati con testate atomiche multiple e soprattutto nuovi droni sottomarini. E sono stati questi mezzi sottomarini, comandati a distanza, a impensierire gli analisti militari occidentali. È la Marina l'arma che più viene colpita dal nuovo sistema d'arma russo. Non solo per la capacità dei missili di raggiungere comunque dovunque gli obiettivi, ma anche per l'esistenza di droni sottomarini che possono colpire a qualsiasi livello e in qualsiasi mare. Assieme all'aviazione quindi è l'arma che dovrà subire maggiori modifiche per riuscire a rimanere all'altezza del sistema intercontinentale russo. Putin con le nuove armi ha fatto un dispetto o un favore a Trump? Da un certo punto di vista è un favore che viene fatto al presidente americano, perché Trump ha così la possibilità di fare quello che da molto tempo la dirigenza e il business americano non vogliono fare: sedersi a un tavolino con i russi affrontando i problemi, tutti i problemi del militare e tutti i problemi del nucleare, che sono rimasti ormai sospesi da molti anni e che invece Trump vorrebbe in qualche modo cercare di concludere non in uno scontro con Putin, ma in una possibile eventuale alleanza. Putin in realtà al mondo non ha mostrato armi vere, ma solo dei cartoni animati, affermando però che le armi sono già state testate. Molti analisti sono scettici sulla reale funzionalità dei sistemi d'arma russi. Per molti è fantascienza, propaganda. Siccome però nessuno può fornire una controprova, l'Occidente sarà costretto a agire come se le nuove armi di Putin fossero realmente efficaci. Se lo sono o no, oramai non ha nessuna importanza. In Slovacchia, 3 settimane dopo l'assassinio del reporter Jan Kuciak e della sua fidanzata, si è dimesso il premier Fico. Fico ha comunque annunciato che i partiti dell'attuale maggioranza formeranno un nuovo governo, ma senza andare ad elezioni anticipate. Continuano intanto le investigazioni per il duplice omicidio. Principali sospettati rimangono alcuni 'ndranghetisti del clan Badalà, che secondo indagini svolte da Kuciak sarebbero stati in affari con i più stretti collaboratori di Fico. Non c'è nulla di male nel ritrovarsi tra ex studenti per bere e cantare. Ma se nel canzoniere ci sono testi che incitano i vecchi germani a dare gas per arrivare al 7° milione di ebrei sterminati, allora c'è da preoccuparsi.
Questa torre medievale alla periferia di Vienna è la sede della confraternita studentesca Germania, che ha diffuso quelle canzoni. Una Burschenschaft, come si dice in tedesco, politicamente molto sospetta, conferma chi conosce la storia di queste confraternite, fondate in Germania e in Austria a metà Ottocento. Ci sono due tipologie, una è quella cattolica, assai innocua, l'altra è quella nazional-liberale, che spesso c'è anche una componente antisemita. Per queste Burschenschaften già dal 1870 loro cominciavano ad espellere gli iscritti che erano ebrei e questo si definiva come una ripulitura dell'associazione. Migliaia di viennesi sono scesi in piazza per protestare contro l'antisemitismo della Germania e di altre Burschenschaften, associazioni con un certo peso nella società austriaca. Certo, spesso sono notabili, sono medici, sono chirurghi, sono professori universitari, sono giudici e spesso in posti che contano, come Strache che fa il vice cancelliere e Hofer che fa il ministro. Membro della Burschenschaft Germania è anche Udo Landbauer, esponente di spicco dei nazionalliberali. Il leader e vice cancelliere Heinz Christian Strache ha preso le distanze da lui in seguito al canzoniere antisemita e razzista. La stessa Germania è stata esclusa dalla Lega delle Burschenschaften. La Procura di Vienna infine indaga a carico di 4 persone per ricostituzione del Partito Nazionalsocialista. Basterà ad arginare l'antisemitismo mai del tutto scomparso in Austria. Su questo ho dei dubbi. Kurz ha promesso tolleranza zero e ha fatto anche alcuni gesti simbolici come il viaggio in Israele e la visita al museo dell'Olocausto. Ma noi sappiamo, per esempio, come con questa faccenda del canzoniere, che tutto questo è un sottobosco che ogni tanto viene scoperchiato e ogni tanto ci rendiamo conto di come è vasto. Il cancelliere popolare Sebastian Kurz è deciso nel dire no all'antisemitismo presente nel partito alleato del suo vice, Strache. Resta però da vedere fino a quando il loro patto reggerà. Teatro, la quintessenza del teatro, Pirandello, ma un Pirandello che intreccia e travasa lingue, idiomi diversi. Questo sono i Giganti della Montagna, messi in scena da Paolo Magelli, in una produzione che vede uniti 5 teatri dell'area adriatica e danubiana, 5 compagnie specchio delle culture di altrettante minoranze nazionali. Il teatro sloveno di Trieste, il dramma italiano di Fiume, quello ungherese di Subotica in Serbia, il teatro tedesco della romena Timișoara, il dramma albanese di Skopje. Una Babele che Magelli, con sapienza e prepotenza, porta nel testamento onirico di Pirandello. È una creatura meravigliosa, una creatura che ha 5 teste, parla 5 lingue, con una grande agilità, gentilezza e delicatezza. Credo che sia una simbiosi culturale molto importante. È una bellezza ascoltare l'italiano, lo sloveno, l'albanese, l'ungherese, il tedesco, tutti insieme. Daniel Malalan, dello stabile sloveno di Trieste, interpreta Spizzi, l'attor giovane. Uno spettacolo a più livelli, uno spettacolo che parla del rapporto con l'arte che in questo spettacolo viene rappresentato dall'attrice, dalla protagonista che diventa contessa, la Ilse, ma che in un certo senso simbolicamente lei rappresenta l'arte e il teatro. Teatro che corrompe e si corrompe, arte rappresentata dalla contessa Ilse, una splendida Valentina Banci. Il teatro ha la forza di trascendere le lingue e in questo caso è stato proprio chiaro che esiste una lingua universale che è quella del palcoscenico, e senza niente togliere all'esperienza di questo calderone linguistico, però ecco,
ancora più affascinante perché proprio ha rafforzato questa mia convinzione che poi alla fine la lingua della scena è una lingua universale. Eri ormai contessa. A Giuseppe Nicodemo, attore del dramma italiano di Fiume, Magelli ha affidato il ruolo del caratterista Cromo. Ma cosa sono questi giganti della montagna per la compagnia di Fiume? È una conferma della nostra realtà, del dramma italiano che ha più di 70 anni, quindi è il primo teatro nazionale italiano, anche se al di fuori dei confini, diciamo, della madre patria, diciamo così. E ha confermato anche le aspirazioni che hanno questi teatri di farsi conoscere all'interno della maggioranza e anche all'interno dell'Europa, quindi sicuramente, a parte il fatto che non parlavamo quasi mai in inglese, parlavamo o nelle nostre lingue o nelle lingue della maggioranza, quindi erano 10 lingue che si parlavano. Un'opera, I giganti della montagna, rimasta incompiuta per la morte di Pirandello. Un dramma con cui Pirandello nel 1936 rifletteva sul rapporto tra il potere e l'arte, una riflessione che Pirandello propone anche oggi. Che gli artisti smettano di recitare per un pubblico che non gli vuole più, per dei governi che non li finanziano più, che smettano di essere appunto tollerati, perché essere tollerati è terribile. Però dico, la bellezza di questo progetto è il progetto di aver messo insieme le minoranze, e le minoranze sono le voci della democrazia di questa Europa in crisi. I giganti della montagna sono stati già rappresentati a Fiume e a Trieste, prossima tappa Timișoara, poi Subotica e Skopje, in cartellone anche Belgrado e Zagabria. Da qui l'uomo con gli sci ai piedi spicca il volo. Il trampolino gigante di Planica di 225 metri è il trampolino dei record. In quasi un secolo finora ne ha regalati 28 e dal 23 marzo al 25 marzo, per la finale della Coppa Mondiale del salto con gli sci, regalerà altra adrenalina agli atleti ma anche al pubblico. Ai piedi del trampolino sloveno, ormai un cantiere per l'allestimento delle tribune e delle tensostrutture, nei 3 giorni della finale della Coppa del Mondo sono attese 35.000 persone. Il gigante di Planica, dal quale i migliori possono spiccare voli fino ad almeno 251 metri e mezzo, è quasi un idolo. Da ammirare, ma non toccare, perché il regolamento FIS impone che il trampolino gigante si usi esclusivamente nei giorni delle gare di Coppa del Mondo. Come si allena quindi la squadra slovena, ma soprattutto come si mantiene il centro nordico di Planica, inaugurato 2 anni fa e costruito con 40 milioni di euro di fondi europei. Il direttore del centro, Yuri Geriau, che per 12 anni era sindaco di Kranjska Gora, località famosa per la gara di slalom, ci spiega che proprio per far rendere il comprensorio, sui pendii di fronte al centro ci sono altri 7 trampolini da 30, 60, 80, 100, 120 e 138 metri. Costruiti nei decenni scorsi e rinnovati totalmente nel 2016. Nel 2017 abbiamo ospitato 17.000 allenamenti di 25 nazioni. Un allenamento significa 8-10 salti per atleta. Allenamenti che dal 1 maggio fino alla fine di ottobre si effettuano sul prato sintetico, mentre d'estate il parcheggio sotterraneo diventa una pista da fondo perfettamente innevata per i grandi campioni. I salti per la Coppa del Mondo dal trampolino gigante sono ovviamente il nostro maggiore evento, ma all'anno di eventi ne organizziamo circa 40, dalle gare di sci di fondo per ragazzi e atleti affermati alle gare dei veterani del salto con gli sci. Quest'anno, per esempio, ospitiamo i campionati mondiali dei veterani, oltre 100 atleti dai 30 ai 75 anni sui trampolini dai 30 ai 138 metri. I più numerosi norvegesi, per i quali il salto è uno sport nazionale. È entusiasta questo saltatore russo che negli anni 80 gareggiava nella Coppa del Mondo anche dal trampolino, allora meno gigante di Planica. È bellissimo, mi diverto, ritrovo le emozioni di quando saltavo dal trampolino più alto, che allora era comunque più basso di quello gigante attuale. A San Pietroburgo non abbiamo nulla di simile. Ma il centro nordico è un'attrazione di per sé, con il Museo della Storia del Salto con gli sci e della mitica Planica, dove nel 1936 sono stati superati per la prima volta i 100 metri di volo. E il terrazzo e i piani con le vetrate diventano in occasione
occasione della gara di Coppa del Mondo la tribuna VIP da 800 euro al giorno, prezzi che decide la FIS e che incassa la FIS stessa, che per i giorni di gara in sostanza affitta il pacchetto Planica dai gestori del centro per 350.000 euro. Ma per quanti volessero provare un'emozione simile a quella del volo con gli sci dal trampolino gigante, abbiamo anche la zip line più inclinata al mondo, che però smontiamo già nel periodo dei preparativi alla gara. Destagionalizzazione e eventi che l'anno scorso hanno creato un fatturato di 2 milioni di euro e 100.000 euro di avanzo, con i quali sono stati acquistati sistemi di raffreddamento per 2 trampolini.